Allora, la differenza diciamo tra un centro estivo come può essere qualsiasi qua intorno al nostro è data dal carisma salesiano che ci è stato trasmesso quando eravamo bambini qua in oratorio ogni giorno, e adesso cerchiamo di trasmetterlo noi a nostra volta. Ma un ambiente sicuramente molto ricco e salesiano a livelli molto alti. E io vengo direttamente dalla Toscana e per quest'estate mi è stato chiesto di aiutare nel coordinamento dell'estate ragazzi, e trovo che l'ambiente sia molto buono e i ragazzi, gli animatori sono molto motivati. Siamo partiti appunto da una idea che è stata un'occasione, ve la posso raccontare perché è stata interessante. Il 3 di luglio ero a confessare in cattedrale, viene una signora col carrozzino con un bambino di 4-5 mesi e viene per confessarsi e le domando come sempre: ma quanto tempo è che non si... dalla prima comunione? Quindi era oltre 25 anni che non si confessava più. Abbiamo parlato un po' e poi gli ho chiesto: ma come mai? Che cos'è che l'ha convinta a fare questo passo, a venirsi a confessare, no? La commozione, la tenerezza per la nascita di mio figlio. Quindi il Signore si è servito dell'occasione della nascita del figlio per toccare. L'occasione che incontra un desiderio, cioè far trovare attraverso questa occasione ai ragazzi dei momenti che gli diano un pensiero più profondo sulla loro vita.